Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Siamo al Palatesini di Tarcento con la telecamera di Davide Marchesi per il big match, il derby udinese della 22esima giornata del campionato di Serie C regionale, la nona di ritorno. In campo la Fluid System 80 Tarcento e la Blue Service Fagagna. In questo secondo tempo la formazione di Alberto Andriola è già andata a segno con Vidani, che ha dunque portato sul 28-33 più 5 i padroni di casa, che sono in campo con lo stesso numero 13 Vidani, il capitan Munini, Bellina, Antena e Gaspardo, quintetto classico per la Fluid System. Mentre gli ospiti della Blue Service Fagagna di coach Musiello sono in campo con Del Gobbo, Bardini, De Simon, Manzon, e completa il quintetto collinare di Fagagna Boaro con il numero 20. Gli arbitri sono i signori De Rossi di Fagagna e Carbonera di Cervignano. In attacco gli ospiti, che hanno 5 lunghezze da recuperare. Adesso c'è un fallo di Gaspardo, è andato fuori tempo nel tentativo di anticipo rispetto a Del Gobbo. Rimessa in zona d'attacco per la squadra di Musiello, che è stato un giocatore di Andriola e dunque conosce bene le tattiche e le dinamiche di gioco dell'allenatore della Fluid System 80. Qui Molly De Simon non capisce molto bene le intenzioni di gioco di Del Gobbo, che spara un pallone al custode del Palatesini e restituisce il possesso alla Fluid System 80, che è imbattuta da 19 partite, sta dominando il campionato di Serie C regionale. Bonini prova a combinare qualcosa in palleggio, la palla arriva a Bellina, che parte dall'arco dei 6,75 in palleggio e subisce il fallo. È stato giocato, come vedete, 1 minuto e mezzo nel quarto periodo. 28-33 il punteggio, più 5 per la Fluid System 80 del presidente Tesini, che stasera può anche sfruttare un altro un altro vantaggio rilevante concessole dal Fagagna, che si è presentato in campo senza Campanotto, e dunque il top scorer, il bomber fagagnese, non è sul parquet a dar manforte ai suoi compagni di squadra, ed è una perdita importante per Musiello, certamente un vantaggio rilevante per Andriola. In lunetta con i tiri liberi Federico Bellina. Segna solo il secondo personale, a sua disposizione il pivotone di Gemona. Più 6 per la Fluid System, 28-34. Bardini, De Simon, franco bollato da Vidani in duello tra realizzatori, gente che dà del tuo al canestro. Boaro prova il miracolo, tenere in campo questo Sputnik sparato da De Simon, non riesce nell'intento e quindi recupero del possesso da parte della Fluid System 80 Tarcento. Antena imposta l'azione contro la difesa a zona, mi sembra, seguono i tagli, per cui difesa uomo di Musiello. Bellina, ora da 3, forzato il suo tentativo, stampa sul ferro, ma Antena è bravo perché costringe all'errore Del Gobbo, mantenendo il possesso della boccia. Rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80%. Antena, sempre lui, dice: ho recuperato il possesso, mi prendo anche il tiro. Sbaglia, ma Gaspardo ancora per il terzo extra possesso di fila della Fluid System 80. Gaspardo, rimbalzo dinamico e fallo subito da parte di Del Gobbo, che non ha fatto tagliafuori. Invece ci sono un po' di cambi per Andriola, che toglie dal campo Vidani e manda su perché Accardo, mentre c'è Gaspardo in unità con i tiri liberi.
bersaglio il personale di Gaspardo. Allora, Fagagna già dall'altra parte, Bardini sbaglia la Berta da 3. Antena imposta all'azione offensiva. Munini dall'angolo, sbaglia anche lui. Batti e ribatti con poca precisione da una parte e dall'altra. De Simon prova a mettere ordine e anche Molly De Simon non riesce a trovare la via del canestro. Percentuali negative direi da entrambe le parti. Sono sia Fagagna sia soprattutto Tarcento formazioni capaci di realizzare parecchio, e invece vedete che dopo oltre 3 minuti giocati nel terzo quarto il punteggio è sempre di 28-36, quindi poca roba tra due formazioni, due avversari e due compagini che puntano senza mezzi termini ai playoff promozione, e di più la Fluid System 80% punta dichiaratamente al salto di categoria, e non sarebbe altrimenti visto il roster faraonico che il presidente Tesidi ha messo a disposizione del coach Alberto Andrione. Bardini attende l'uscita dai blocco di De Simon, non si concretizza il catch and shoot, allora De Simon deve inventare dal palleggio, spaziature non eccellenti. Rossi è in post basso a dare più che altro fastidio alla iniziativa di Molly De Simon. Qui direi recupero da palla da parte della Fluid System 80, ma meriti tarcentini più o meno simili ai demeriti della squadra della Blue Service. Munini a centro area, qui c'era un fallo di Max Rossi, che di esperienza non si è fatto vedere dall'arbitro, ma l'abbiamo visto fin quassù, e adesso Rossi viene gratificato con il post up contro Gaspardo, che tiene bene la posizione. Dal gobbo sbaglia dal gomito dell'area, allora riparte la transizione offensiva della Fluid System. Munini ribalta al lato per Vidani sbaglia, adesso il tiro. Ciapanò in questo prima metà del terzo quarto, nessuno fa canestro, tiri liberi compresi. Resta un po' basito nel vedere questa prestazione di entrambe le formazioni. Manzon si fa stoppare da Gaspardo. Manzon, hai forzato un'iniziativa. Munini di esperienza verso Gaspardo, che aveva corso benissimo il campo per andare a prendersi il passaggio sul rimorchio. Sempre più 8 per la Fluid System 80, ma per Davide Gaspardo in lunetta, quando stiamo avvicinandoci alla metà del terzo quarto, c'è un timeout chiesto da Musiello. Più 8 è il tassametro in funzione per la Fluid System 80. In lunetta c'è Davide Gaspardo. Dicevo prima, scarse percentuali di realizzazione sia dal campo sia ai tiri liberi. Adesso più che altro per far tacere il telecronista, Gaspardo realizza il tiro libero del più 9. Segnato per Bardini, che vuole Max Rossi in post basso contro Gaspardo, e questa è una chiara iniziativa fagagnese per decongestionare l'area e lasciare spazi alle iniziative degli esterni. Manzon non è propriamente un esterno, o quantomeno non ha l'esplosività dei vecchi tempi per prendersi quel tipo di tiro. Va a cacciarsi nel ginepraio di maglie bianche, perde il pallone. Antena. L'end-off per... no, non c'è l'end-off. Allora, buona la difesa fagagnese con cambi sistematici sulle linee esterne. Ho visto Bardini seguire Munini fino in post basso. Munini però è bravo a mantenere il possesso della palla, facendo carambolare il pallone sugli istinti di un avversario, e adesso entra anche Castellano con la maglia numero
6 della Blue Service Pagagna. Tiro allo scadere del 24esimo secondo, non piglia neanche il ferro. Possesso per la Blue Service quando mancano 4 minuti e 33 secondi al termine del terzo quarto e la Fluid System 80 è avanti 37-28. Mi fa di capire che Pagagna non abbia ancora messo un canestro che sia uno in questo terzo quarto. Boaro di esperienza fa saltare tutti ma non si stacca da terra, voleva il fallo. Ma cioè, così moralmente, caro Boaro, non è giusto che tu abbia segnato in quella circostanza e difatti gli dei del basket sono d'accordo con me. Almeno un salto, almeno la Gazzetta dello Sport cerca di valicarla. Vidani spara il pallone al custode. Ora io sono un po' in imbarazzo nel commentare questa fase dell'incontro in cui ci sono più errori che altro da entrambe le parti. Buon per Andriola che i suoi sono avanti di 9, 37-28. Castellano, non c'è il picchiero centrale ma Rossi va a prendere posizione a centro area, poi spara un gancio che scheggia il tabellone ma non arriva al ferro. Vidani, anche lui va a canestro, voleva lo scarico, non era male l'idea di Vidani ma passaggio sbagliato. E allora mancano 3 minuti e 47 secondi al termine del terzo quarto. Pagagna non ha ancora segnato, Tacento ha fatto giusto qualcosa in più, più 9 per i padroni di casa. Rossi, Bardini in uscita dai blocchi, attende Boaro nel gioco in continuità, invece Bardini va di end off per Castellano che si avventura in area, fa saltare tutti ma non Gaspardo che poi lo stoppa. Loose ball foul di Castellano proprio ai danni di Gaspardo. Buono lo sforzo difensivo della Fluid System 80. Pagagna non fa canestro, mentre per 300 escono Vidani e Antena, entrano Barazzutti e Baccino. Tanto per dirvi della qualità del roster a disposizione di Alberto Andriola. Seduti in panchina anche nella panchina tarcentina anche Renato Fantini e Luca Secli, che sono stati protagonisti in 2 diverse trasmissioni di Tarcento%, il nostro magazine settimanale dedicato alla pallacanestro del società del presidente Tesini. Potete seguirla sia su Free Sport Channel sia su www.fvgsportchannel.com, il nostro portale in cui carichiamo tutte le trasmissioni che produciamo. 1 su 2, tanto per non smentirsi, di Gaspardo ai tiri liberi. Più 10 per la Fluid System. Adesso il primo canestro della Blue Service Pagagna è realizzato da Manzon su bell'assist di Boaro. Manzon piazzatosi al posto giusto nel momento giusto. Torna a -8 la squadra di Enrico Musiello che chiama la zona fronte dispari 3-2. Barazzutti, tiro difficile per Gaspardo. Barazzutti poteva andare a tirare lì perché c'erano 2 rimbalzisti tarcentini sotto canestro, invece ha preferito la soluzione più difficile. E c'è dall'altra parte Boaro che spara un tiro moschicida, ha ucciso le mosche del Paratesini ma non è arrivato al ferro. Prova a punirlo la Fluid System 80 dall'angolo con Munini che cerca spaziature migliori. Bellina, Gaspardo, extra pass per Baccino, deve tirare Barazzutti per la scadere dei 24 secondi. Barazzutti, alto tiro moschicida. E si vede che sentono i primi caldi i due. Si vede che sentono i primi caldi le due squadre e quindi ritengono che possa esserci qualche mosca di troppo e allora ne approfittano per azzerare la flora, anzi la fauna volatile. Alto basso, questo sì che è un canestro di Pagagna che comincia a giocare in maniera molto più ordinata in attacco. Altri 2 punti per Max Rossi su assist di Manzoni che ha restituito dunque il favore. Barazzutti sempre contro la zona. Baccino, ancora Barazzutti in avvicinamento. Barazzutti, tiro in drop, alto, bel canestro. Finalmente vediamo qualcosa di ben fatto al Paratesini. Manzoni,
Boado, Castellano esce dai blocchi ma non vede il canestro, allora gioca pick and roll con Manzon, tiro sul secondo ferro di Castellano, altro break della Fluid System 80, Bacino accelera, Munini passa pallone a Musiello che probabilmente l'istinto di prendere e tirare ce l'aveva, ma guadagna comunque la rimessa per i suoi che sono a -8, 40 Fluid System 80, 32 Blue Service Fagagna. Castellano contro Bacino in pressione neanche tanto eccessiva a tutto campo, Castellano si stoppa da solo e Bacino può far ripartire in contropiede Barazzutti. Poi cerca Gaspardo sotto canestro, Gaspardo si coordina, cala la mannaia Max Rossi con lo stile tipico del macellaio di Todolpo. Due tiri liberi per Davide Gaspardo. Altro 1 su 2 di Gaspardo, un paio di possessi alla chiusura del terzo quarto, più 9 per la Fluid System 80, resta tale dopo la tripla sbagliata da Manzon, ma Rossi è bravo e lesto a rimbalzo offensivo a garantire l'extra possesso a Fagagna. Ancora Rossi, prova a ribaltare il lato, il palla arriva Manzon e Manzo, l'argometro dell'area, ne segna altri 2. Rendendo più accettabile lo svantaggio della Blue Service Fagagna. Bellina da 3 punti, posizione frontale sbaglia, allora il terzo quarto va in archivio sul punteggio di Fluid System 80 41. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport. Coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto. Zanutta, il nostro mondo, è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Door 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del gruppo Door 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del gruppo Door 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, gruppo Door 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. CDA, un'azienda dove la tradizione è diventata un valore. In più di 30 anni abbiamo portato avanti politiche aziendali basate su trasparenza delle scelte di mercato, ricerca e offerta dei migliori prodotti, macchine di ultima generazione, software avanzati, efficienza dei servizi, rispetto per l'ambiente.
Tutto secondo il criterio della massima qualità. Soluzioni per grandi aziende, uffici professionali, wellness e centri sportivi, sanità e luoghi pubblici, scuole. CDA, dal 1976 pensiamo alla tua pausa, senza pause. Voglio correre sull'erba, voglio sentirmi accarezzare da un prato verde. Società, affidati a The Green Carpet, specializzata in manutenzione aree verdi e impiantistica sportiva. Green Carpet ti offre un pacchetto completo a prezzi concorrenziali, comprensivi di semina, sabbiatura, concimazione e rizollatura. Un campo da Serie A è possibile anche nei dilettanti grazie a Green Carpet, che vanta lavori al Friuli di Udine e al Rocco di Trieste. Prendi cura del tuo campo. Io ne ho bisogno. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Quarto periodo al Palatesini di Tarcento, in campo la Fluid System 80 in maglia bianca e la Blue Service Fagagna in maglia blu. 41-34 il punteggio dopo 3 quarti di gioco. Fagagna ha realizzato 6 punti in tutto il terzo quarto, peraltro tutti negli ultimi 2 minuti e tutti con la coppia Manzon-Rossi. Non ha fatto molto meglio la Fluid System 80, che comunque ora ha 7 punti di vantaggio in una partita caratterizzata da percentuali di realizzazione abbastanza basse. Anche il primo tiro del quarto periodo conferma la tesi. Sbaglia De Simon dalla distanza. Bellina. Barazzutti imposta l'azione per Vidani, ha spazio per piazzare la tripla. Baccino e stampa anche lui sul secondo ferro la sua Berta. Poi Baccino recupera il possesso che Gaspardo preferisce gestire con la manovra prolungata verso la difesa schierata. Vidani, solita tela di passaggi nell'attacco di Andriola, che poi si chiude con un tiro forzato da parte di Baccino, che sbaglia, ma sotto canestro c'è Bellina che manda più 9 ai suoi sul 34-43. Sul sistema 80 in campo con Baccino, Barazzutti, Bellina, Vidani e Gaspardo, mentre la Blue Service Fagagna, che adesso va a realizzare un bel canestro con Max Rossi sull'assist di Boaro, è in campo con i 2 giocatori appena citati e poi De Simon. Castellano con il numero 6. E Silvano Manzon con il numero 5. Errore per Tarcento in attacco e allora prova a punire Boaro con un paio di finte, come tentazione di passi, ma tutto perdonato. Boaro appoggia il layup. Almeno 7 per i suoi. Ora Vidani dall'angolo va in avvicinamento a canestro, in sospensione Vidani, jump shot dalle tacche. È fatto, difesa non irreprensibile da parte della Blue Service Fagagna. Boaro vola in contropiede, serve Manzon nel suo tiretto dagli angoli del pitturato. Manzon è particolarmente efficace in questo tipo di soluzioni, tiene vive le opportunità della Blue Service. Barazzutti
Vidani, gioco molto lento per la Fluid System 80, che è molto più efficace quando può correre a ritmi alti, soprattutto perché con queste percentuali non riesce a far valere la propria prestanza fisica sotto canestro, e quindi i lunghi non vedono palloni, i tiratori non segnano, per Tarcento si fa complicata. Ecco perché dico che in contropiede va molto meglio. Vidani realizza col fallo di Castellano e tiene a più 7 i suoi. 4-7, 4-0 in lunetta col tiro libero aggiuntivo Federico Vidani. Dopo il time out, Vidani in lunetta per allungare ulteriormente il gap tra Tarcento e Pagagna. Preciso Vidani ai tiri liberi, siamo più 8 per la Fluid System, 48-40. Briola intanto opera altri cambi nell'obiettivo di tenere sempre alta la tensione emotiva dei suoi, l'attenzione dei giocatori della Fluid System, che sono imbattuti da 19 turni consecutivi. De Simon, c'è un blocco di Max Rossi, De Simon ci rimane dietro, poi si avvicina al canestro, appoggia il terzo tempo di sinistro, sbaglia Molli. Bellina ribalta al lato per la tripla di Baccino, anzi è Vidani, numero 13, è Vidani con 6 punti consecutivi. Prima gioco da 3 e ora tripla laterale. Spinge avanti la Fluid System 80, prova a tenere De Simon, prova a tenere aggrappata la Blue Service alla contesa, guadagna un fallo e una rimessa in zona d'attacco. Del Gobbo e Mancino, prova a buttarsi dentro, sbaglia ma poi recupera il pallone, lo tiene vivo, deve tirare Bardini allo scadere dei 24 secondi, quasi un miracolo essere riusciti a scoccare la tripla. E adesso in attacco c'è la Fluid System 80, ancora Vidani, ancora da 3 punti, stavolta sbaglia invece Vidani, e poi commette anche fallo su Bardini, che stava provando a far partire il contropiede. Mugello si rammarica un po' proprio per il contropiede fallito. Si fanno sentire anche i tifosi tartentini, che peraltro pregustano anche il ormai famoso e meraviglioso terzo tempo che la società del presidente Tesini offre al termine di ogni partita. De Simon in avvicinamento, sfortunato, la palla danza sul ferro ma esce. Il rimbalzo è per Bellina. Arazzutti prova a liberarsi di De Simon e Molli è talmente furbo da mettersi nella posizione giusta per farsi fischiare fallo di sfondamento di Barazzutti. Si mette le mani nei capelli ma Rich vai dall'altra parte, lì non c'era spazio. Contatto spalla dell'attaccante, petto del difensore, anche se in movimento spesso viene considerato fallo in attacco, e così è questa circostanza. Secondo l'arbitro Carbonera di Cervignano. Ruba il pallone Bellina, mal accorto Silvano, ha proprio messo la boccia davanti al naso di Bellina, ha potuto esimersi dal recuperare il pallone lungo di Gemona. In attacco la Fluid System, Vidani, Barazzutti, taglio di
Bellina nell'angolo per Gaspardo, braccino corto del Gas, che però recupera il suo rimbalzo, avvicina al canestro di Potenza, subisce il fallo. Serve più 11 per la Fluid System, 51-40 sulla spinta di Vidani, che è il marcatore tarcentino più efficace in questo secondo tempo. Due tiri liberi per David Gaspardo. Da fare, Gaspardo è abbonato all'1 su 2 lunetta in questa partita, segna solo 1, più 12 per la Fluid System 80. Rossi questo tempo sbaglia, ma poi Vidani gli restituisce sostanzialmente il pallone. Rossi dice grazie e porto a casa 2 tiri liberi per il fallo dello stesso Vidani, che non si era accorto di avere l'avversario alle spalle. In unità ci presenta Boaro, ormai il fallo l'aveva subito Rossi. Che tira 3 tiri liberi? Perché? Resto sconcertato da questa situazione, ha tirato tutti i liberi Rossi, o il primo non era valido. Barazzutti fa saltare Bardini, gran canestro di Barazzutti. Cerchiamo di capire cosa sia successo prima nella circostanza dei tiri liberi di Boaro. Adesso prova a scappare in palleggio, invece viene contratto dalla difesa. Barazzutti, Gaspardo, anzi Bellina. Questo è Gaspardo che ribalta al lato per Baccino. Step back di Baccino con il crossover. Altro tiro sbagliato e al galoppo Bardini. Castellano. Manzo da 3. Sbaglia Manzo. E altro ennesimo rimbalzo di Gaspardo. Alla Fluid System basta poco per mantenere questi 11 punti di vantaggio. Ora Baccino, un paio di finte, si presenta in lunetta con i tiri liberi. Scusate, 13 punti di vantaggio, 54-41. Un time out chiesto da Musiello. Sul più 13 per la Fluid System, torna in lunetta Baccino, che sbaglia il primo tiro libero. Sono curioso di capire quali siano le percentuali di realizzazione di Tarcento, sia dal campo sia dalla lunetta. Allora lì 0 su 2 del Bacc. Mamma mia. De Simon può riproporsi in zona d'attacco con qualche speranza di riaprire la partita per la Blue Service, ma bisogna andare al tiro. Ma guarda, perde palla sull'attacco di Vidani che vola in contropiede, sbaglia degli up Vidani. In attacco resta la Fluid System, che l'ultimo a toccare è stato credo Bardini. Sempre più 13 per la Fluid System, mancano 2 minuti e 54 secondi al termine. In controllo della situazione la squadra di Andriola, che ho visto giocare decisamente molto meglio rispetto a stasera. Vidani esce dai blocchi, Vidani solo cotone, più 15 Fluid System 80, e direi che se non segna qui la Blue Service può essere già sulla via di casa. Invece Castellano realizza il jump che riporta i suoi a meno 13, 2 minuti e mezzo al termine. Antena gioca anche col cronometro,
per Vidani, un po' sbasso Gaspardo, Bellina finta di end off, poi attacca il canestro, Bellina sbaglia e poi va a commettere il fallo di esperienza su De Simo, che stava volando in contropiede, quindi blocca il canestro facile per la Blue Service. 43-56 più 13 Fluid System. Torna in campo Muni, Bellina, Andriola non vuole correre rischi, manda in campo il suo capitano per gestire gli ultimi 2 minuti e mezzo. In un tambor di De Simon sul meno 13 per i suoi. Deve esserci una macumba sui 2 canestri, perché nessuno segna ultimamente. Molli, almeno tu. Realizza De Simon il secondo tiro libero, riporta a meno 12 suoi. 5-6 4-4. Gaspardo, e vai con Bellina e Gaspardo realizza il 58esimo, aveva il punto della Fluid System, aveva il piedone sull'arco dei 6,75. Castellano sguscia via in slalom sotto le ascelle dei difensori tarcentini. Andriola non la prende benissimo, dà un calcio al muro dietro il canestro. Andriola, nonostante il rassicurante vantaggio, comunque gliene usa degli ogni ai suoi. La circostanza credo Antena, che ha difeso con concentrazione piuttosto labile. Munini, Gaspardo prima realizzato, adesso invece va in avvicinamento ma gli sbarra la strada a Boaro. Munini al palleggio in faccia a Manzon, sbaglia la tripla Klaus, altro break della Blue Service con Castellano che arriva e si arresta con precisione e competenza alla poco oltre la linea del tiro libero, quindi riduce ancora lo svantaggio la Blue Service, ma mi sa che i buoi sono scappati perché ormai siamo nell'ultimo minuto della partita. Vidani, Antena, extra pass per Munini, nell'angolo per Gaspardo che tira da 3 e segna anche Bellina, tira da 3 e segna anche questo, e poi Munini va a fermare Boaro. Due tiri liberi per il numero 20 Collinare, mentre Musiello richiama Manzon in panchina e manda in campo Max Rossi. È entrato anche D'Antoni, il numero 9. Realizza Boaro i tiri liberi, ma ormai si attende solo la sirena finale per sancire l'ennesima vittoria consecutiva della Fluid System 80. Che difficoltà per Munini, ma la palla è in attacco, deve tirare Gaspardo dall'angolo, sbaglia Gaspardo, resta in attacco però la formazione di Andriola. Altro riciclaggio del cronometro, perché Antena stava andando al tiro, più 10 per la Fluid System. Gaspardo da 3 punti sbaglia con una tripla David, prova Castellano a combinare qualcosa. D'Antoni si fa stoppare da Gaspardo e allora adesso Antena arriva in zona d'attacco semplicemente per chiudere così l'azione. La Fluid System 80 Tarcento batte 6-1-51 la Blue Service Fagagna e si conferma in vetta alla Serie C regionale.